Buonasera da Marco Angileri, ben ritrovati a F Motori, magazine settimanale sul motorsport a Telefriuli. Prima parte con ospite Roberto Camporese, con lui focus sul Park Rally Test dell'8 agosto a San Filippo, San Michele al Tagliamento, vicino Bibione. Poi seconda parte con Jacopo Crepaldi, pilota di enduro del Motoclub Manzano. Però partiamo con il servizio sulla vittoria di Lorenzo Macorito nel Mondiale Enduro in Estonia. Un altro successo nel Mondiale Enduro GP 2021 per Lorenzo Macorito nella gara di domenica 18 luglio a Saaremaa, isola dell'Estonia, che si affaccia sul Mar Baltico. Il pilota di San Daniele, portacolori del Motoclub Manzano, in sella alla TM250 ufficiale del team Boano, con una straordinaria prova di forza, messo tutti dietro nella classifica assoluta junior, vincendo la gara con un vantaggio di 17 secondi sul diretto inseguitore, il suo compagno di squadra Matteo Pavoni. Terzo gradino del podio per lo spagnolo Sergio Navarro su Gas Gas, staccato di 30 secondi. Una gara condizionata dal gran caldo che ha messo a dura prova piloti e mezzi, con le prove speciali che proponevano un fondo morbido e sabbioso alternato ad un terreno duro e compatto. Grande battaglia anche nella prova del sabato, dove Macorito, condizionato da problemi alla moto nelle prime speciali con diversi secondi persi, si è gettato all'inseguimento degli avversari, infilando 7 successi di speciali consecutive che gli hanno permesso di risalire sul secondo gradino del podio della classifica assoluta junior e al primo posto della classe J1. Ancora mondiale enduro per Macorito nel prossimo fine settimana, con l'appuntamento in Svezia del 23 e 24 luglio. Buonasera, con noi abbiamo Roberto Camporese, pilota rally ma con una grandissima esperienza nel off-road. Benvenuto. Benvenuto a tutti, buongiorno a tutti. Roberto, non possiamo non chiederti quella che è stata la grandissima avventura, prima di passare a un altro argomento che sarà il Park Rally Test, dicevo la grandissima avventura sotto tutti gli aspetti, mediatica e non, con la Dakar Classic, avete lasciato il segno a livello mondiale. Sì, è nata così, ti posso raccontare in modo che tu capisca, no? Sai che in Facebook ogni tanto Facebook ti ricorda le cose che hai fatto in passato. Allora a un certo punto viene fuori una fotografia di me e Umberto che siamo andati a fare il Rally de Sertoes in Brasile, con la fotografia, sai, della porta, con noi due, no? E mi chiama Umberto e mi fa: Roberto, è un po' che non facciamo una zingarata, cosa dici? Dobbiamo trovare qualcosa di interessante da fare. E siccome eravamo in pieno Covid, lui mi fa: guarda, quest'anno fanno per la prima volta l'edizione della Dakar Classic, cosa dici? Vai, venduto. Sì, il problema è che era il 15 di settembre, ok, dell'anno scorso, e le macchine dovevano essere imbarcate per Jeddah il 2 di dicembre. Quindi che macchina facciamo, cosa facciamo, dove andiamo? Insomma, abbiamo deciso di optare per un Peugeot 504 pick-up che abbiamo trovato a 1.200 euro ad Ancona, per capirci. E lì è partito Umberto, è andato giù in macchina, è andato giù in treno, ha portato a casa sta macchina, poi in 2 mesi l'abbiamo rivoluzionata, smontata tutta, sabbiata, riverniciata, rinforzata, insomma abbiamo fatto di tutto un po' e siamo riusciti a imbarcarla per Jeddah il 2 dicembre, senza mai averla provata. Da lì la grande avventura che poi è stata raccontata, comunque sì, è stata una prestazione per voi. È nata così, quindi diciamo che per noi è stata suggellare una grande amicizia che ci lega in quello che sono le avventure che abbiamo fatto in giro per il mondo. E considerate che noi siamo andati via senza assistenza, nudi e crudi così, io e lui, un gazebo, 2 sedie, 2 tendine e vai col liscio, e quello che avevamo a bordo era l'unica cosa che potevamo utilizzare. Diciamo che voi e Franco Pico siete stati degli esempi mediatici, ma non solo, per quello che avete fatto, per il vostro spirito, soprattutto avete portato alta la bandiera italiana e non ce n'erano molte, ahimè. No, devo dire che Franco è stato un grande, perché dovete considerare che Moto Malè vuol dire essere da soli, con una cassettina 20x30 per 10 con dentro 2 pinze e 4 martelli o giù di lì, e quindi Franco ha dovuto farsi la Dakar vera e alla sera aggiustarsi la moto. Devo dire che Franco è stato veramente un grande.
Noi, da parte nostra, nel nostro piccolo, abbiamo dovuto gestire le nostre problematiche quotidiane di un mezzo di 40 anni, che per carità l'abbiamo anche rifatto, però sono sempre 40 anni, aveva con un motore vergognoso, nel senso che 70 cavalli sono veramente pochi. Ed ora Devo si dirti, cambia, no? Perché è già un po' di tempo, insomma, che stai affrontando assieme a Monica Tratter, tra l'altro con la DS3 N5, questa nuova categoria, Rally su Terra. Rally su Terra, ci sarà il Park Rally Show, tu immagino sarai presente. Qual è la tua sensazione di questa manifestazione, tra l'altro organizzata da Rudy Diserò, che tu conosci molto bene perché ci hai lavorato assieme, mi sembra. devo dire che Rudy è colui che mi ha permesso di fare la Dakar Classic, perché il Peugeot 504 lo ha, diciamo, spogliato e in parte riallestito lui insieme al suo grande papà, e che hanno lavorato giorno e notte per permettermi di arrivare a poterla imbarcare per Marsiglia. Quindi è non solo un piacere, ma è anche un dovere dare la mia presenza a un grande amico che si è prodigato per me. Quindi sicuramente porterò la mia N5 l'8 di agosto e cercherò di rendere onore all'amico Rudy e soprattutto suo papà, che veramente si sono prodigati per permetterci di fare quell'avventura. Ecco, il Park Rally è una manifestazione, un'esibizione molto particolare, perché negli anni passati, prima della sospensione, poi c'è stato anche ovviamente il problema Covid, ha sempre richiamato un grandissimo numero di persone dal pubblico. Questo è un evento anche promozionale per le quattro ruote di traverso che tu ami particolarmente. Ci sarà l'occasione per la prima volta in questo caso di mettere in mostra in questo caso un N5, una DS3, una delle prime tra l'altro arrivate in Italia della tua. Credo che riusciremo a portare anche una seconda N5, una Polo, che è arrivata di recente in Italia, che la stanno, diciamo, rialzando per essere sicuri che sia in ordine, ma credo di poter già dire che avremo due N5 in quell'occasione. Ecco, spieghiamo N5, sì. questa nuova classe con, come dire, uno chassis che è unico, il cambio, la trasmissione, dopodiché viene, tra virgolette, ricoperta, lo dico in maniera così forse poco professionale, da quella che poi è la vettura stessa, può essere una Clio, tu hai parlato di una Polo, la tua DS3, che però hanno questi componenti in comune. Sì, diciamo che la RMC di Spagnola hanno industrializzato un pianale che comprende una culla anteriore e una culla posteriore dove è alloggiato tutta una trasmissione della Subaru. Quindi la motorizzazione è uguale per tutti, la trasmissione è uguale per tutti, il cambio è uguale per tutti. E quindi tutti i componenti, al di là dell'estetica della macchina, sono intercambiabili tra una vettura e l'altra. E questa è la valenza di questa N5, avere una meccanica semplificata che permette di poterci scambiare i ricambi tra un team e l'altro, ci permette di avere una semplificazione di quello che è la manutenzione di questo prodotto. Che lo spieghiamo, da un tuo competitor che ha magari una Polo può scambiare con te con una DS3, ma anche con una Clio, con altre vetture, dei componenti che sono identici, dalla trasmissione al cambio. Questo è sicuramente un qualcosa di molto interessante al fine di cercare di contenere i costi di gestione, che sono per un rally, ahimè, altissimi spesso. Sì, anche il motore è un motore Peugeot 1006 turbo, quindi è un motore che è un derivato di serie. La turbina è un derivato di serie che puoi trovare in qualsiasi ricambista italiano, come il motore e tanti altri componenti, quindi motori di avviamento, alternatore, il motore stesso, la turbina, è tutto un derivato di serie. L'RMC ti dà l'indicazione di quelle che sono le componentistiche che puoi comprare da loro oppure ricavare dal mercato libero italiano, quindi è un vantaggio avere una serie di macchine che sono, al di là dell'estetica, perché i fanali sì sono diversi, però le meccaniche, che è quello che si rompe, quindi l'impianto frenato, ammortizzatore, cambio, trasmissione, semiassi, tutto è intercambiabile tra un team e l'altro. Quindi questo tra l'altro, Roberto, sta permettendo di fare squadra. Ecco, scusa, dicevo, tra l'altro sono componenti spesso non solo di un produttore, ma di più produttori. Sì, ripeto, il motore, tanto per darti l'idea, è del Peugeot 1006 Turbo, la turbina è di un Audi TT,
quindi, e che è tutto in fish, non è che la puoi cambiare, quella è, quella rimane, no? E quindi tutti i componenti sono facilmente recuperabili e questo ci sta permettendo di fare squadra e di avere un po' alla volta, no, il riconoscimento di questa vettura che non è pensata per andare a vincere l'assoluta, perché non puoi pensare di andare a competere con un R5 o con un VRC, ma è pensata come via di mezzo, nel senso che i ragazzi che arrivano dalle due automotrici, prima di passare ad avere un R5 che onestamente va veramente forte, possono sperimentare le quattro automotrici con una categoria che li possa far divertire e li possa far avvicinare. Sta ingolosendo un po' gli amici che stanno seguendo da casa per quello che sarà appunto l'appuntamento del Park Rally Test. Lì un terreno molto morbido, fluido, perciò si riesce anche, lo stiamo vedendo anche dalle immagini, a sfruttare la velocità, perché c'è un po' di tutto, ma soprattutto l'occasione anche per chi non è un esperto rallista sulla terra di poter assaggiare, tra virgolette, questo fondo. Sì, il percorso è ricavato su una curva dell'alveo del fiume, no? E il terreno è sufficientemente morbido, sicuramente non da fare malanni nelle automobili. È un percorso che ti permette di divertirsi innanzitutto perché ci sono molte curve, ci sono i tornantini, ma comunque è strutturato come, passatemi il termine, memoria albetica, quindi eliminazione diretta, cioè si parte insieme e si fa un percorso alternato facendo 3 o 4 giri, adesso non mi ricordo quanti, e chi arriva prima passa avanti e fa un altro turno, quindi è una struttura di dimostrazione che mette comunque in luce le due macchine che partono insieme e che possono far divertire sicuramente il pubblico, perché lì poi ci sarà il pubblico e sarà oggettivamente divertente vedere dall'alto. Dunque, appuntamento 8 agosto, grazie a Roberto Camporese, pilota in questo caso rally su terra. Ci vediamo ovviamente lì e siamo curiosi di vederti all'opera con la tua DS3 N5. Grazie, buona serata. Certo. Grazie a voi, arrivederci. In questa seconda parte si parla di enduro. Una buonasera, ben ritrovato a Jacopo Crepaldi, pilota endurista del Motoclub Manzano. Ciao. Ciao a tutti. Allora, torniamo indietro di una settimana. Com'è andata in della gara del Triveneto a Capriva organizzata dal Motoclub Medeot? Una bella gara, mi sono divertito molto, anche se di solito non vado molto d'accordo con Capriva, però mi sono molto divertito. E il risultato non è stato dei migliori, ma non importa, l'importante è divertirsi, no? Non è il nostro mestiere per ora. Una stagione la tua che ti vede assieme al Motoclub Manzano affrontare il campionato italiano Under 23, perciò girare un po' tutta l'Italia. Come è andato soprattutto in questo inizio di stagione, una stagione che comunque è partita bene sotto l'aspetto dei numeri, perché le gare erano veramente molto partecipate, centinaia di enduristi, perciò anche tanta concorrenza, Jacopo. Sì, campionato italiano che mi fa girare l'Italia e Motoclub Manzano che mi fa girare l'Italia, partendo dalla Liguria, arrivando in Basilicata, passando per Manzano e altre tappe che ci saranno a breve. Una stagione particolare perché all'inizio c'erano solo gare di italiano e quindi impegnative e difficoltose da impegnarsi a lungo, non avendo altre gare intorno. E stagione difficoltosa anche perché sono invecchiato anch'io e quindi sono passato in categoria senior, una categoria molto difficile sia nel Triveneto che nell'italiano. E c'è stato anche un cambio moto, quindi proprio stravolto tutto. Ecco, spiegaci il cambio moto. Te per diversi anni, lo ricordiamo, hai affrontato il trofeo KTM un po' in campo nazionale. Ora come sei messo con le due ruote tassellate? Cos'hai come moto? Adesso sono rimasto in Austria, ma ho cambiato colore, ho cambiato rumore, ma almeno è rimasta la cilindrata. Quindi ho 250 4 tempi e Squarna, una bella moto, mi trovo molto bene. È difficile, bisogna ambientarsi. Mai avuto 4 tempi, sempre passato 125 250, quindi dovrò ambientarmi. E anche visto se che poi il tempo
Sì, ecco, dicevo, anche se poi la moto rispetto a una KTM, parlando sempre di quattro tempi con quattro tempi, non ci sono grandissime differenze perché, diciamo, l'ossatura della moto è quella. Sì, sì, in teoria sì, la differenza è solamente in pratica il leveraggio in confronto a PDS, non c'è grandissima differenza, in teoria il leveraggio aiuta di più, poi non sono tecnico e quindi posso dire che mi trovo bene e basta. Però una fedeltà al KTM ormai consolidata dopo tanti anni, anni che comunque ti hanno visto anche gareggiare e cogliere delle belle soddisfazioni appunto nel trofeo KTM in campo nazionale. Sì, il trofeo KTM che ho vinto è divertente e sarà sempre uno sbocco anche più avanti se avrò voglia di rifarlo. E comunque sì, fedeltà ancora a KTM, visto che appunto ci si trova bene. Invece la gara per quanto riguarda appunto ad aprile, valida per il campionato italiano Under 23 Senior, quella di casa, perché te ormai difendi i colori del Motoclub Manzano, come è andata? Non è facile perché c'è stata un così anche la pioggia che ci si è messa di mezzo, che ha reso un po' complicata la situazione, mi sembra, in quel caso. Sì, molto, molto, sia per piloti che organizzatori che hanno dovuto all'estremo togliere sia percorso, sì, togliere il percorso insomma. È Accorciarlo una di un gara bel pezzo. difficile, accorciarlo, sì, 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 togliere molti pezzi che si erano fatti difficoltosi. È una gara difficile a causa della pioggia anche soprattutto. E poi c'erano Però due bella fenomeni, anche però, quella, no? sono stati bravi. C'erano anche due bei fenomeni come Andrea Verona, l'attuale campione del mondo di classe 2, e Lorenzo Esatto. Maccorito che sta andando fortissimo, però poi anche uno stimolo avere due piloti così forti e vederli correre, è chiaro, diventa tutto più interessante anche per chi soprattutto segue a lato pista. Sì, c'erano dei bei campioni ed è bellissimo confrontarsi anche con loro. I distacchi ovviamente sono tanti, non sarebbero campioni per altro. Ci vuole il confronto perché per migliorare bisogna allenarsi con quelli più forti e la gara è un ottimo allenamento, quindi confrontarsi anche in gara con piloti più forti è fondamentale. Tu hai avuto l'occasione di allenarti magari col tuo compagno di team del Motoclub Manzano, Lorenzo Maccorito, oppure non combaciano gli impegni fra voi due? Sì, certo, inizio anno è capitato di allenarsi assieme, è sempre gentile, ci aiuta tutti quanti e cerchiamo anche di far combaciare le giornate libere per allenarci insieme proprio per crescere di più. Beh, un grande talento questo, l'ha dimostrato anche domenica Assolutamente sì. scorsa appunto vincendo la gara di Mondiale Junior ed è bello anche averlo nella tua squadra perché effettivamente è stimolo anche per gli altri, per far meglio, ovviamente per ottenere dei risultati. Sì, un grandissimo talento, gli faccio tutti gli auguri del mondo e spero che gli vada tutto bene, sta andando fortissimo e appunto allenarsi con lui e comunque condividere con lui anche qualche parola è molto d'aiuto. Allora, torniamo indietro di qualche mese. Quale delle tre gare, anzi lasciamo stare quella di Manzano che è la gara di casa, delle altre due, quelle di campionato italiano che ti ha convinto di più a livello proprio tecnico, di come hai affrontato la gara? Oddio, ancora le ore sulla moto sono poche, il tempo è quello che è ultimamente, quindi a livello tecnico c'è un bel po' da vedere. Le gare sono state entrambe toste, soprattutto la Basilicata. C'era tantissima mulattiera, tempi tirati, i primi caldi che hanno fatto la differenza, anche a livello fisico non sono stato molto bene, quindi penso causa il caldo. Quindi la Basilicata è stata sia tosta fisicamente che tecnicamente. E quindi direi la Basilicata la gara più impegnativa sia appunto tecnicamente. Poi tu sei abituato anche a un terreno più morbido, magari anche la sabbia di Bibbione per allenarti, trovando un fondo così compatto, duro, diventa forse un pochino più difficile per chi non è abituato. Sì, esatto, a parte Manzano che era un forno morbido, ma non perché era a fondo sabbioso, ma appunto il fango.
quest'anno non abbiamo trovato terreni morbidi in cui mi trovo più a mio agio, e quindi ho fatto un po' più di fatica. Non vedo l'ora che inizino le gare più dalla mia parte, diciamo quelle più inusuali alle tue caratteristiche sì, esatto. di pilota. Senti, Sì. invece del Triveneto lo farai tutto, le altre gare anche del campionato, o ancora devi decidere? Sì, le altre gare sì, spero di farle tutte, spero di fare anche gli assoluti a Fanna, visto che sono vicini, e sì, il Triveneto sì, penso di farlo tutto, è un obiettivo, anche cercando di fare bene, ovviamente. Riuscirai comunque ad allenarti abbastanza, perché gli impegni mi sembra che in questo periodo ci siano parecchi, perciò non riesci a dedicare tantissimo tempo all'allenamento con la moto, immagino. Sì, esatto, bisogna ricavarsi il tempo possibile e trovarlo, insomma, trovare qualche buco per fare qualche oretta ogni tanto è fondamentale, se no povera la moto non cresce vede. di ore, non mi vuole bene. Non ti vede. Allora, ringraziamo Jacopo Crepaldi, pilota di enduro del Motoclub Manzano. Un saluto, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Ricordiamo lui impegnato, oltre che nel campionato Triveneto, anche nel campionato italiano Under 23 Senior. Grazie e una buona serata, Jacopo. Grazie anche a te. Ciao. Novità per gli appassionati dei rally su terra. Domenica 8 agosto ritorna il Park Rally Show a San Filippo, località sul confine tra Friuli e Veneto, nel comune di San Michele al Tagliamento, a pochi chilometri da Bibione. Un'occasione unica nel suo genere in Italia, con piloti, navigatori e tecnici impegnati per l'intera giornata con vetture da rally e prototipi di autocross. Per il Park Rally Show verrà preparato un circuito su terra di 1,5 km con un fondo scorrevole, compatto, privo di sassi, con una larghezza che varia dai 5 agli 8 metri. Dalla mattinata il via allo spettacolare evento, che impegnerà per l'intera giornata team con vetture R5, gruppi N, gruppi A, Super 1600, vetture da autocross e rallycross. Atteso un pubblico delle grandi occasioni che potrà assistere allo spettacolo dalle ampie tribune naturali a bordo tracciato. Si potrà respirare aria di motorsport anche nelle aree adiacenti al circuito, dove verranno predisposti appositi spazi per il posizionamento delle strutture tecniche dei vari team. Appuntamento perciò per gli amanti del controsterzo e delle 4 ruote di traverso, domenica 8 agosto a San Filippo.